Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qua e avevo voglia di andare in montagna, ma siccome non è possibile mi accontento di salire. Sì, sto andando verso l'altezza di questo albero di giuggiole per raccogliere le ultime giuggiole di questa bellissima stagione. Sono alberi che sono stati piantati ancora dai nostri papà una decina di anni fa e adesso stanno dando il meglio della loro produzione. E tra l'altro le piante di frutta che si trovano qui all'interno della nostra azienda sono per tutti gli ospiti motivo di svago, motivo di gioco. Io infatti spesso invito i nostri ospiti e allungo loro un sacchettino perché possano venire a raccogliere questi bellissimi e preziosissimi frutti. Quindi se anche voi volete venire qui a Valgrande e raccogliere gli ultimi frutti della stagione, vi invito a farlo, magari approfittando anche per assaggiare le nostre preparazioni che durante la settimana o durante tutto il fine settimana noi stiamo elaborando per voi. Infatti in questo fine settimana, ma ripeto non solo, potrete sempre trovare il tagliere di salumi di nostra produzione con le nostre focacce o con la pinza alla munara, le paste fatte in casa oppure in questo periodo le zuppe di verdure con i cereali. Però è la stagione anche della zucca e potrete trovare dei primi piatti a base di zucca, come le fettuccine con i cubetti di zucca al rosmarino oppure il risotto. Come secondi piatti sempre le carni dell'allevamento di nostra appartenenza abbinato alle verdure di stagione. Per completare i nostri menù si potranno degustare i dolci che in questo momento sono con le frutta stagionale. Quindi vi invito a prenotare il vostro tavolo o a telefonare per avere altre informazioni riguardo alle nostre proposte culinarie. Vi aspetto anche per questo fine settimana e vi invito a continuare a seguirci attraverso il nostro sito o le pagine dei nostri social. Ciao!